Benvenuti su Televignole, la vedete sta striscetta qua nera, Rendo gli ha fatti scavi di passai, scavi che continua chi in via Roveredo, nella nostra Repubblica, perché chi è dentro del NOS, anche più avanti. E non si sa quando finisce il vice sindaco De Arco Betara di che doveva fare anche degli allacciamenti, un paio di settimane prima di Pasqua, ma il problema non è quello, a parte le cose la domenica, che potrei mandare chi in vigile urbano, no, da Nociada, invece che coe fino al semaforo di Vignole, coe da un'altra banda, e poi lavora sul NOS senza dir niente, cioè, poi almeno a mandare una lettera, dire guarda, fammi un scavo nella vostra Repubblica di Vignole, portate pazienza, ah no, niente, gli vieni con le ruspe, gli piantato le so bene, e chi noi che avreste comunque, perché ho parlato con i tecnici qua della Repubblica, che avreste manca un'idea che da fare risparmiare soldi, ecco, vedete che intanto si forma già le coe e tempo, e la potrebbe essere anche esportata. Si tratteria di mettere dalle bande delle strae una specie di quartel, di bacuchel, fa su con l'Eternit, perché l'Eternit adesso l'ha messa via, che ne avanza un sacco, e poi non è vera che fa male, basteria mettere su una spruzzata di turapori, di vernice, aperta tutto, e non vai più fuori quelle robe leggere che va dopo nei polmoni, no? Allora con sto Eternit si tratteria di fare dalle bande sulle scarpaie proprio delle strae, vedete queste bande qui, sto bacuchel, e lì sotto mettere tutto, cioè praticamente le fognature, la luce, il metano, il telefono, così non ti spacchi più sulle strae. E se c'è qualcosa che non va, in fondo te vai lì, ti tiri su un tot di Eternit, te vedi subito e non ti crei tutti questi problemi. Ma è una buona idea, no?